Da dove parte la Regione Veneto? Molto brevemente. Parte da una situazione caratterizzata da livelli di informazione diversi nelle varie aziende. Sostanzialmente nel tempo ogni azienda ha sviluppato, diciamo così, dove meglio pensava che ha buon senso, a sensibilità locale, dove meglio pensava che fosse opportuno investire. Questo è dovuto al fatto che fino al 2010 il livello regionale si è occupato essenzialmente di flussi informativi regionali e nazionali, che sono quelli legati a quello che a livello nazionale sono chiamati adempimenti LEA, senza entrare nel merito dell'infrastruttura e dei processi a livello locale. Cioè, il punto di vista era: non mi interessa come gestisci il processo, mi interessa soltanto il risultato finale, cioè che esista un flusso informativo che mi mette in condizione, come livello programmatorio regionale, di avere le informazioni per assumere le decisioni. Questo è legato al fatto, a un principio che in diversi ambiti esiste tuttora, che è quello che il livello regionale si deve occupare della programmazione e del controllo e il livello locale si deve preoccupare dell'erogazione delle prestazioni. Vi ricordo che la sanità in Italia è costruita su 3 livelli: il livello locale, il livello regionale e il livello nazionale. Diciamo che il livello regionale, fino all'altro giorno, aveva la stessa posizione del livello nazionale, cioè ha bisogno di informazioni per decidere a livello programmatorio, ma non voleva entrare nel merito della gestione dei processi. Questa era la regola, però nello stesso periodo le spinte interne delle aziende, la sensibilità locale di cui parlavo prima, e la partecipazione anche a importanti progetti nazionali, europei, regionali, con specifici finanziamenti spesso, hanno portato comunque a una costante evoluzione dei sistemi informatici aziendali. Evoluzione dal punto di vista, diciamo così, dell'osservatore esterno non standardizzata, perché era tutto lasciato chiaramente all'autonomia locale delle singole aziende. Tale crescita, anche se non è mai stata regolamentata fino al 2010 da policy centrali, mettiamola così, ha consentito comunque di sviluppare delle eccellenze nei sistemi informativi e di sperimentare soluzioni che poi oggi, se volete, ci tornano utili nel momento in cui dobbiamo andare a ragionare su un sistema comune, perché ci hanno dato modo di sperimentare, lo dico dal punto di vista regionale e dal punto di vista locale, ci hanno dato modo di implementare soluzioni che diversamente forse non sarebbero mai state neanche implementate. Però ha avuto degli effetti collaterali questa crescita non regolamentata. Una sostanziale disomogeneità dei livelli di informatizzazione delle nostre aziende, una sostanziale non cooperazione tra le diverse aziende. Anche oggi, salvo alcuni processi verticali, non esiste una comunicazione, per esempio una condivisione tra i processi e i documenti gestiti da un'azienda e i processi e i documenti gestiti da un'altra azienda, seppur limitrofa. Si era già intuito attraverso alcuni progetti di carattere regionale che era necessaria un'azione di sistema, ma non si era ancora trovata la strada giusta. Allora, la svolta arriva da 2 versanti, se volete. Da un lato, dal basso, senza voler
dare al termine nessuna eccezione di altro tipo, nel senso che, vista l'esperienza molto positiva di alcune aziende di cooperazione e condivisione per alcuni progetti di carattere europeo, si era già formato nel 2005 un consorzio di telemedicina che nel 2007 comprende, credo matura, il fatto che non si poteva parlare soltanto, non si doveva parlare soltanto di telemedicina, ma che il discorso andava allargato alla sanità digitale in generale, di cui la telemedicina è una quota parte, ma solo una nota in merito. Non si può, oggi come oggi, pensare a un progetto di telemedicina che non sfrutti le infrastrutture aziendali e sovra-aziendali o che crei allo scopo infrastrutture dedicate. È sbagliato, le infrastrutture devono essere le stesse, casomai bisogna ampliare i servizi offerti dalle stesse infrastrutture. Questo credo che sia un concetto fondamentale oggi per evitare che poi i progetti, una volta terminati, non trovino come dire, una continuazione naturale e non vengano in realtà non diventano attività rutinarie all'interno dell'azienda. Dall'altro lato, nel 2010, per la prima volta nella Regione Veneto, vengono assegnati degli obiettivi specifici nell'ambito dell'informatizzazione. Quello che vedete in grigetto, il B7, era l'unico obiettivo che è sempre esistito, che era l'adempimento rispetto ai flussi regionali e nazionali, che era quello che consentiva poi alla Regione Veneto di avere le informazioni per fare la sua programmazione e di adempiere agli obiettivi posti dal livello nazionale. In realtà gli obiettivi che sono stati posti già guardavano un po' più lontano. I primi 3 obiettivi sono chiaramente obiettivi di digitalizzazione degli effetti e memorizzazione degli stessi. Il quarto obiettivo, la prescrizione elettronica, era un obiettivo che derivava da un progetto, una norma nazionale e che ci ha dato modo, anche con qualche errore nel percorso, di cimentarci su un progetto regionale di larga scala. E soprattutto l'obiettivo B6, anagrafe unica regionale, ci ha messo sulla strada di riuscire ad avere una piattaforma unica per la gestione dei dati anagrafici, anche se, come sta emergendo anche dai recenti tavoli di lavoro, non basta e bisognerà pensare a un'architettura per la gestione dell'anagrafe che vada oltre l'attuale anagrafe unica regionale. Nel 2011 e nel 2012 le aziende, per effetto degli obiettivi assegnati ai direttori generali, hanno lavorato per colmare i gap tra i vari sistemi e per porre le condizioni minime di omogeneità sul territorio. Non siamo ancora tutti uguali, ci mancherebbe, ed è anche giusto che sia così, ma diciamo che il livello di digitalizzazione, per esempio, dei processi e dei prefetti un po' si è omogenizzato. Mentre prima avevamo delle aziende magari con dei picchi di eccellenza e delle altre col vuoto assoluto, oggi la situazione media è sicuramente migliorata. Un altro punto cardine, che avevo già accennato in precedenza, è che non si può più lavorare per progetti che siano a compartimenti stagni e avulsi rispetto al resto del sistema. Da un lato perché le risorse sono drasticamente diminuite e quello che prima era un accessorio che potevamo permetterci, oggi non lo è più. E dall'altro perché bisogna pensare a sviluppare dei framework, cioè delle infrastrutture, che diano servizi a tutti i processi di digitalizzazione, a tutti i progetti, scusate, di digitalizzazione dei processi.
perché questo è l'unico modo per garantire una continuità nel tempo degli investimenti che stiamo portando avanti. Arriviamo al tema del mio intervento. La Regione Veneto ha deciso, con la delibera del 1771 del 7 agosto 2012, di realizzare il progetto fascicolo sanitario elettronico regionale. In realtà la delibera traccia un percorso e finanzia delle specifiche attività, non tutte, che riguardano il progetto di fascicolo sanitario elettronico. Sostanzialmente, in breve, i punti cardine sono il coinvolgimento della Regione, delle aziende e di Arsenal in un accordo quadro. La durata prevista del progetto 36 mesi, sono molto stretti in realtà, secondo me poi ne serviranno di più, ma insomma, intanto iniziamo con 36 mesi. E il budget sono circa 12 milioni di euro per tutta la durata prevista. Cosa finanzia il budget? Il budget non finanzia tutto, lo dico per chiarezza perché poi recentemente in qualche intervento di qualche direttore generale di qualche azienda ho capito che non sia ben compreso, nonostante io continuo a ripetere ormai come un disco rotto a ogni convegno, che cosa finanzia il progetto. Il progetto finanzia sostanzialmente l'analisi dello stato dell'arte, la stesura delle specifiche, l'utilizzo degli standard, poi vedremo direi nei successivi interventi che cosa vuol dire standard, per il nostro punto d'arrivo, per il nostro to be sostanzialmente. Il monitoraggio e la verifica degli stati di avanzamento in ogni singola azienda, il labeling, cioè la certificazione delle soluzioni software dei fornitori e con particolare occhio anche alle questioni di sicurezza. Non finanzia l'adeguamento dei sistemi aziendali regionali che devono seguire i percorsi prestabiliti per ottenere, diciamo così, l'ok sull'investimento. Tenendo conto però che per coerenza sarà difficile che passino progetti che non siano, diciamo così, calati all'interno di questa progettualità. E la cosa più interessante del progetto è che ha un preciso organigramma che ormai, come di consueto, mi accingo a spiegare. Ok, l'organigramma è questo. Abbiamo un'unità di regia che è composta da un paio di rappresentanti aziendali e da rappresentanti regionali, ma in maggior parte sono rappresentanti regionali, che ha l'obbligo, io dico semplicemente, di formalizzare il lavoro che viene fatto dai gruppi sottostanti. Il gruppo immediatamente sotto, quello che è chiamato TSR, sta per tavolo di sanità elettronica regionale ed è quello che in gergo chiamiamo il gruppo allargato, dove partecipano tutte le aziende con un referente dei sistemi informativi ed è un momento di larga condivisione delle decisioni che vengono prese. Sotto il tavolo di sanità elettronica regionale c'è il gruppo di lavoro fascicolo sanitario elettronico regionale, GDL-FSR. Questo, che inizialmente era pensato come un gruppo ristretto, in questo gruppo di fatto, dove credo di aver chiesto la prima volta la partecipazione di un referente per azienda, scusate, di almeno un referente per provincia, quindi 7 referenti nel Veneto, vede in realtà composto, l'adesione era volontaria, da 14 referenti, esattamente il doppio. Ci siamo guardati e abbiamo detto, un po' tanti per decidere, c'è qualche rischio, ma se funziona rimane così e credo che stia assolutamente funzionando. Sotto il gruppo di lavoro sul fascicolo sanitario elettronico regionale, il gruppo di lavoro fascicolo sanitario elettronico regionale istituisce dei gruppi di lavoro operativi. Ne sono già stati istituiti diversi e si occupano di ambiti molto specifici, quali per esempio catalogo unico e prescrivibile, coordinamento dei fornitori e labeling, assessment delle aziende, sicurezza, anagrafe e farmacia. Di questi gruppi, il
il gruppo farmacie, per esempio, si dovrà incontrare per la prima volta questo venerdì. Gli altri si sono già tutti incontrati e forse ce n'è anche qualcuno in più che quindi è sfuggito. Bene, la strategia chiaramente può sembrare banale, ma lo ribadiamo: cooperazione tra i diversi livelli, quindi aziendale, regionale e nazionale, condivisione delle soluzioni attraverso un percorso strutturato tra azienda e regione, ed esattamente l'organigramma che abbiamo visto prima, definizione dei standard di cooperazione sul territorio regionale, chiaramente non inventandoseli, ma cercando, senza riscoprire l'acqua calda, se a livello internazionale qualcuno li ha già sviluppati e rispondono alle nostre esigenze funzionali, li andiamo a utilizzare. Certificazione, labeling delle soluzioni software. Anche su questo spendo una parola in più. Abbiamo avuto qualche problema, gli errori di cui dicevo prima, ci mancherebbe, cioè siamo giovani, io spero di annoverarmi fra i giovani, e quindi qualche errore l'abbiamo fatto. In un progetto precedente che conoscete bene, Doge, uno dei punti, che era il progetto di prescrizione elettronica, uno dei punti deboli del progetto è stato il fatto che fornitori che avevano dichiarato di essere compliance rispetto alle specifiche, alla prova dei fatti è risultato che qualche problema, qualche difetto di implementazione c'era. Per evitare questo ci ha prodotto dei ritardi sulle aziende e anche complessivamente sul progetto regionale, e soprattutto delle attività per starci dietro abbastanza importanti. Per evitare il ripetersi di questo errore abbiamo pensato bene di introdurre un'attività di certificazione, cioè di labeling, delle soluzioni software. E non si parla solo delle specifiche di cooperazione, ma anche per esempio delle funzionalità che deve mettere a disposizione l'applicativo nella sua interfaccia verso l'utente. Chiaramente il fascicolo sanitario elettronico ambisce a diventare uno strumento per gli operatori, e qui ci tengo a sottolinearlo: se non sfondiamo con gli operatori servirà molto poco, e ambisce a diventare uno strumento anche per i cittadini. Io nella mia testa lo vedo sempre, poi può essere un'opinione personale, come un secondo step. Gli strati tecnologici organizzativi della cooperazione. Quali sono i problemi e su quali macro aree dobbiamo affrontarli? Abbiamo diviso per strati il progetto e abbiamo connettività, trasporto banale, ma se ci accingeremo mai a far girare le immagini in modo massivo tra le aziende, forse dovremmo anche rivedere in modo critico lo strato base, quello diciamo più abilitante di tutto il processo. Sicurezza, autenticazione, identificazione, attributi, policy, sistemi di codifica condivisi, perché se vogliamo gestire processi sovraziendali dobbiamo avere dei sistemi di codifica condivisi tra le aziende. Non possiamo farlo semplicemente scambiando dei documenti PDF. Va benissimo, piuttosto che niente, meglio piuttosto si dice, ma il punto di arrivo sicuramente è quello di scambiare informazioni strutturate. Se no, il fascicolo sarà solo un grosso calderone di documenti e potrà servire comunque, ma in maniera molto ridotta rispetto alle nostre aspettative. Anagrafe, la buona identificazione del cittadino e dell'assistito è alla base della costruzione di un fascicolo. Gestione dei processi sovraziendali. Non basta che sia costruire un calderone di documenti, bisogna arrivare a gestire dei processi e documenti. I due strati superiori in realtà sono abbastanza imbricati, ogni processo ha bisogno di informazioni che poi sono contenute nei documenti per assumere decisioni, e ogni processo può potenzialmente generare nuovi documenti. Più che piramide, in realtà è proprio una serie di strati cooperanti. Ogni strato ha bisogno dei suoi standard e ogni servizio, prima di poter essere erogato, ha bisogno di
chiaramente raggiungere l'endpoint e quindi dello strato di connettività, essere loggato, cioè io devo avere delle credenziali e ottenere dal sistema dei token di sicurezza prima di poter fare la richiesta a un servizio. Il contenuto deve essere verificato, è conforme ai sistemi di codifica che ci stiamo che il dominio sia assegnato, sì o no. Il paziente deve essere ben identificato, anche perché stiamo parlando di processi che si svolgono attorno al paziente. Il processo deve essere ben identificato e alla fine può avvenire anche l'accesso alla produzione dei documenti. Qualche argomento di cui ci stiamo già occupando, non per scelta quasi, ma per forza. Il progetto di dematerializzazione della ricetta cartacea. Dal nostro punto di vista, il processo di dematerializzazione della ricetta cartacea sostanzialmente deve avvenire nella stessa infrastruttura del fascicolo sanitario elettronico, non è un'altra infrastruttura. E un altro progetto di cui a breve esce la delibera e che ci darà anche modo di testare un esempio abbastanza, come dire, forte di workflow e quindi gestione dei processi sovraziendali è la gestione del screening mammografico, in particolare mi riferisco al doppio cieco. Se il doppio cieco avvenisse con il coinvolgimento di due aziende risolverebbe qualche problema di razionalizzazione delle risorse radiologhe, delle risorse di radiologia, parlo dei medici refertanti, che oggi qualche azienda ha. Non voglio dire che addirittura c'è stata qualche eco sui giornali, ma purtroppo c'è stato anche qualche eco sui giornali. Vedo in sala anche Nadia che se ne dovrà occupare, per cui. Bene. Il progetto di materializzazione della ricetta cartacea. Abbiamo iniziato cercando di affrontare alcune delle problematiche. Adesso non vi tedio i diagrammi che sono il modo con cui di solito annoio tutti i miei colleghi durante le nostre riunioni nei gruppi di lavoro, ma una cosa che voglio farvi vedere è che qualche decisione che si sta prendendo nei gruppi di lavoro sono delle decisioni su problemi reali sollevati anche dai medici di medicina generale e i fornitori di cartella degli stessi. Per esempio nel gruppo fornitori si parla di gestione del personale di studio in merito alla ricetta elettronica, perché sapete che spesso è la segretaria del medico di medicina generale che prepara le prescrizioni. Come deve essere gestito questo caso? Il software del medico di medicina generale traccia questa casistica e consente una gestione corretta di questa casistica? Qual è il modello organizzativo a cui facciamo riferimento e qual è a questo punto le funzionalità che il software deve mettere a disposizione? Il labeling, la certificazione della soluzione software andrà a verificare anche che il software del medico di medicina generale gestisca questi casi. Adesso senza scendere nei dettagli, questo è il problema della gestione dell'attività del personale di studio. Un altro problema è la gestione informatizzata del medico sostituto, che non è una casistica unica, come vedete c'è 1A, 1B e 2, d'accordo? Ci sono 3 casistiche diverse che sono state affrontate e su cui si è fatta un'ipotesi di soluzione. Ok? Quindi questo per chiudere sostanzialmente è per dire che parliamo sostanzialmente di gestione dei processi e sostanzialmente parliamo di informatica a supporto della gestione dei processi. Quando i processi diventano sovraziendale noi parliamo, è un titolo che gli abbiamo dato, di fascicolo sanitario elettronico. Il termine fascicolo non mi piace tantissimo, ma è quello diciamo così, coniato a livello nazionale, perché fascicolo dà l'idea di un raccoglitore di documenti sostanzialmente. Però ci tengo a precisare che non è un raccoglitore di documenti, è un raccoglitore di documenti e processi.
Se non la vediamo così, io credo che servirà a molto poco. Grazie.